La parola chiave è ouverture, apertura, nel senso di allargare l'orizzonte, lo sguardo al nuovo, senza dimenticare il segno di una grande tradizione, quella del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, in provincia di Venezia, giunto alla 39esima edizione, momento di ripartenza dopo il difficile anno e mezzo di emergenza sanitaria, che affronta con un nuovo direttore artistico, il pianista Alessandro Taverna, orientato a privilegiare gli under 40 nella stesura del programma 2021 della manifestazione, ancora una volta distribuita in un territorio, il Veneto orientale, che guarda alla storia serenissima come al vicino Friuli, nella suggestione di una terra di confine tra popoli e civiltà, sensibilità diverse, legate a vicende diverse, in cui la musica diventa elemento di incontro e scambio nel segno di un linguaggio universale. Con il prologo di qualche appuntamento concertistico e delle sempre apprezzatissime masterclass, perché l'aspetto formativo risulta sempre complementare ai concerti, la rassegna 2021 del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro si svolge tra il 26 agosto e il 9 settembre a congedare un'estate di rinnovata speranza dopo il buio del Covid, a cui la musica ha comunque saputo rispondere con note di speranza e di fiducia verso un nuovo domani, dove ognuno di noi è destinato a scoprirsi trasformato nei rapporti con il mondo e con gli altri. È un festival che vuole esaltare il territorio nella sua articolazione ovviamente di aspetti paesaggistici, architettonici. Abbiamo una terra, la nostra, quella della Venezia orientale, che è ricchissima da questo punto di vista, ma anche da un punto di vista artistico devo dire, anche venendo dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia, io ho cercato, e devo dire che ho trovato una risposta entusiasta da parte delle persone a cui mi sono rivolto, ho cercato di raccogliere anche chi è venuto da questa realtà, chi ha cominciato a muovere i passi qui alla Fondazione Santa Cecilia e che oggi magari si esibisce in veste di concertista o di didatta nelle nostre masterclass internazionali. Quindi c'è una sorta di armonia nel territorio e un unicum che Portogruaro rappresenta a livello nazionale e non soltanto. Vorrei fare una premessa che credo per i giornalisti anche sia importante, che riguarda un po' la situazione e anche il contesto pandemico che ci troviamo a vivere oggi. Noi in partenza siamo stati subito consapevoli di non poter operare come se la pandemia fosse alle spalle, ci sarebbe piaciuto naturalmente, però l'esperienza che è stata maturata nel tempo, anche durante quest'anno, Fondazione Musicale Santa Cecilia non ha mai chiuso le porte, non ha chiuso le porte alla scuola, ai corsi di perfezionamento, di conseguenza questo bagaglio che noi abbiamo studiato e ereditato ci è stato molto utile nell'organizzazione del festival. Sappiamo che andiamo verso il Green Pass. Ora, per noi e per me si tratta di un'opportunità. Di fatto è un modo per vivere i nostri eventi in modo più sereno ed è sicuramente una necessità che sappiamo che il pubblico accoglierà e che ci permetterà in qualche modo anche di ritornare a un ritmo un po' più normale. Certo, come dicevo, la pandemia non è ancora alle spalle, però noi come festival, come Fondazione Musicale Santa Cecilia abbiamo messo in atto tutte quelle misure che occorrono in questo frangente. Mi riferisco per esempio al discorso delle masterclass distribuite su un arco temporale più vasto rispetto a quello che è stato negli anni scorsi. Sono quasi 40 gli appuntamenti della manifestazione, distribuiti in una ventina di diverse locazioni, con l'invidiabile prospettiva di scoprire luoghi poco conosciuti ma ricchi di valore architettonico-artistico, ed oltre 60 protagonisti di caratura internazionale, più 6 compagini orchestrali, per godere finalmente di una fruizione condivisa tra musicista e pubblico, per troppo tempo negata ad entrambi in seguito ad un evento che forse ci ha insegnato ad apprezzare maggiormente i piccoli aspetti della vita, di cui la musica costituisce uno dei momenti più affascinanti e profondi, alla scoperta di sensazioni nuove che nessuna calamità, neppure quella tragica che abbiamo vissuto nel 2020 e 2021, potrà mai oscurare o svilire di significato, nella consapevolezza che possiamo disporre di risorse costituenti l'autentica forza vitale del motivo per cui siamo venuti al mondo.